Amici di Diretta Sport e Sardegna Sport, un cordiale buon pomeriggio dal Palaviena di Selargius, 12ª giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket. In campo San Salvatore Selargius ed Ecodent Point Alpo di Villafranca di Verona, una sfida che vado a presentare in compagnia di Pat Marcello, vice allenatrice del San Salvatore Selargius. Un'occasione questa, direi, per riscattare la sconfitta un po' così di Costa Masnaga, sei d'accordo? Sì, sicuramente, anche perché loro sono pari punti con noi e comunque vogliamo chiudere l'anno in positivo e ricordare tutte le cose positive che abbiamo fatto fino adesso, e la cosa migliore sarebbe ovviamente vincere. Si scontrano due tendenze particolari: voi vincete spesso e volentieri in casa, l'Ecodent però spesso e volentieri vince in trasferta. Delle 6 vittorie che ha ottenuto, 4 sono arrivate appunto in trasferta. Come si affronta anche un avversario così di personalità anche per vincere in trasferta? Sicuramente oggi dobbiamo essere concentrati e dobbiamo difendere come sempre, perché comunque loro sono una squadra abbastanza alta e grossa, e inizia tutto dalla nostra difesa. Ti chiedo due battute sul rendimento di due giocatrici che sono cresciute molto nell'ultimo periodo, Anna Lussu e Michela Laccorte, 17 punti a Costa Masnaga. Vuoi spendere insomma un elogio nei loro confronti? Vabbè, su Anna Lussu è sempre Anna, si sbatte da sempre 100, difende e fa un po' di tutto. Michela quest'anno sta facendo un grande campionato, comunque ha migliorato tanto in difesa. In attacco quest'anno sta facendo un playmaker dove l'abbiamo messo in una condizione dove non è il suo ruolo esattamente, lei è più una guardia, e comunque per noi è stata una grande sorpresa. San Salvatore nella zona medio-alta della classifica, però c'è l'ambizione di andare veramente ad attaccare le posizioni di testa. Ce ne sarebbe anche la possibilità probabilmente. Penso che quando una squadra gioca il tuo obiettivo è sempre di arrivare più in alto. Per noi è stata una grande comunque sorpresa, tutti ci avevano dato per l'ultima in classifica o sai, in retrocessione, e fino adesso abbiamo fatto un'andata positiva e speriamo che continui così e arriviamo più in alto possibile. L'ultima battuta la chiedo su di te personalmente: non ti viene ogni tanto da allacciarti le scarpe e andare in campo? Fino all'anno scorso, lo ricordiamo, eri protagonista anche tu nel campionato di Serie A2, l'istinto è ancora quello? Sempre, per le partite sempre, per gli allenamenti zero, non mi manca, però le partite mi mancano tanto. San Salvatore Selargius ed Ecodent Point Alpo sono in campo per la 12ª giornata del campionato di Serie A2 femminile, girone A. Entrambe le squadre arrivano a questa partita per cercare di riscattare un passo falso nell'ultimo turno. San Salvatore Selargius che ha perso contro Costa Masnaga, un po' a sorpresa a dire il vero, con il punteggio di 83-68. Le grandi prestazioni di Ana Ljubenovic, al solito protagonista con 23 punti e 15 rimbalzi, e anche di Michela Laccorte a segno con 17 punti. Non sono bastati alle Selargine per avere la meglio in una partita che alla vigilia pareva abbastanza abbordabile. Sconfitta un po' a sorpresa anche per l'Ecodent Point Alpo, che invece ha perso in casa contro Bolzano con il punteggio di 55-59, come si evince peraltro dal punteggio molto basso. Una sconfitta propiziata anche dalle bassissime percentuali dall'arco della Ecodent Point, che ha tirato con appena il 17% dalla lunga distanza. È arrivato il primo canestro di questa partita, lo ha mandato a segno Ana Ljubenovic con il tiro frontale dalla lunga distanza. Riepiloghiamo il quintetto del San Salvatore, che è sceso sul parquet con appunto Ana Ljubenovic. Assieme a lei ci sono Michela Laccorte, che parte ancora in posizione di playmaker, Ada De Pasquale, Anna Lussu e la numero 15, si tratta di Giorgia Manfrey. In casa Ecodent Point invece partono in quintetto la numero 12 Marina Zinic, la numero 11 si tratta di Alice Richter, la numero 9 Maria Zanella, la numero 15 Marina Fumagalli e la numero 0 si tratta di Francesca Santarelli. È arrivata una palla persa da parte del San Salvatore Selargius. Allora l'Ecodent Point Alpo può tornare in zona offensiva, è proprio Santarelli a gestire questo possesso. Esce fuori dai blocchi la numero 15, si tratta di Fumagalli, poi arriva l'errore della Ecodent Point, decide di spendere il fallo Marina Zinic per fermare la transizione offensiva del San Salvatore. Era già sgusciata via
Anna Lussu, capitano di lungo corso del San Salvatore Selagius. Su di lei speso il fallo. 8 minuti e 32 al termine del primo quarto, 3-2 il punteggio in favore del San Salvatore Selagius. Direttasport.it e sardegnasport.com a offrirvi anche questa settimana il basket di Serie A2 femminile, ma non solo, tantissimi eventi nel corso di questo weekend, iniziato peraltro già nella giornata di giovedì con la sfida tra Sustentu Sestu e Antonianum Quartu Sant'Elena, l'11ª vittoria della compagine allenata da coach Marco Sassaro nel campionato di Serie C Silver maschile. Poi saremo in diretta sabato da Olbia con la sfida tra Ermea Entu e Forlì per il campionato di Serie A2 femminile di volley, Cus Cagliari di Napoli per il campionato di Serie A1 sempre femminile di basket, e poi nella giornata di domenica un'altra diretta per noi, ovvero quella ancora del Sustentu, questa volta in campo nel big match contro il Sina. È arrivato nel frattempo un altro canestro da parte del San Salvatore, lo ha mandato a segno Ada De Pasquale con un pregevole arresto e tiro. Ada De Pasquale che torna in possesso della sfera con il tiro da 3 punti, adesso è sbagliato, avrete senz'altro notato il caschetto che indossa Ada De Pasquale, caschetto reso necessario da un infortunio subito dalla giocatrice giunta al secondo anno in maglia San Salvatore perché nel corso di una delle ultime sfide del San Salvatore si è procurata una ferita al capo che ha reso necessaria l'applicazione anche di alcuni punti di sutura, e dunque dovrà portare questo caschetto Ada De Pasquale, che comunque sta rendendo sempre per quelle che sono ovviamente le aspettative importanti su di lei fino a questo momento della stagione, non condizionato ovviamente da questo voluminoso caschetto. Palla persa da parte dell'Ecodent Point e San Salvatore che può tornare in zona d'attacco a tutta velocità. Michela Laccorte va dentro con la mano sinistra e trova un gran canestro. Michela Laccorte che permette al San Salvatore Selagius di allungare sul +5, 7-2 ora il punteggio. Ne abbiamo parlato in fase di presentazione della partita con Pat Marcello, vice di coach Fabrizio Staico. Michela Laccorte che sta giocando molto bene quest'anno in posizione di playmaker. Nell'ultima partita 17 punti, lo ricordiamo, contro Costa Masnaga. Tanto è arrivata dall'altra parte la risposta della Ecodent, che dunque accorcia sul -3, 7-4 il punteggio quando iniziamo ad avvicinarci alla metà di questo primo quarto con la ricezione in post di Giorgia Manfrè. Il giro sul perno non trova lo spazio per il tiro perché Zinic le ostruisce la visuale, ma Giorgia Manfrè in questa circostanza è più brava e manda a segno il tiro cadendo all'indietro. A lavorare con pazienza Giorgia Manfrè, spalle a canestro, e ha trovato alla fine lo spazio giusto per andare a segno. Dall'altra parte fa valere tutti i suoi centimetri Marina Zinic, giocatrice in maglia numero 12 che abbiamo già visto all'opera in questo campionato nella sfida tra Virtus Cagliari e appunto Ecodent Point Alpo. Marina Zinic alla pivot bosniaca, classe 92, nativa di Tuzla, 1,90 m di altezza per lei, giocatrice dal grande impatto fisico, l'abbiamo visto e vedremo anche come se la caverà dalla lunetta in questo caso. Il gioco intanto è fermo perché si provvede ad asciugare il parquet. Riepiloghiamo allora anche quelle che sono le altre partite di questo 12° turno di campionato. Costa Masnaga in casa contro Marghera, poi Castel Carugate e Castelnuovo Scrivia, Tecmar Crema contro Fassi Albino, Bolzano contro il Ponte Casaldaste Milano, Sistema Rosa Pordenone, Virtus Cagliari, Velco Vicenza e Broni a chiudere dunque il quadro di questa 12ª giornata di campionato. Ovviamente fari puntati anche sulla Virtus Cagliari, ancora alla ricerca del primo successo in questo campionato. Si spera che il ritorno a casa di coach Gianni Montemurro nella sua Pordenone possa portare fortuna alle ragazze virtussine, ancora a secco di punti in questo campionato che peraltro dopo questa sfida riprenderà nel giorno dell'Epifania proprio con il derby tra San Salvatore e Virtus Cagliari. Palla persa intanto dal San Salvatore, arresto e tiro dalla media distanza sbagliato però da parte della numero 15, si trattava di Fumagalli.
San Salvatore che è tornato in zona d'attacco con Ana Ljubenovic, ancora il tiro dalla lunga distanza, ancora a segno Ana Ljubenovic che si sta già prendendo la scena, canestro che vale il 12-7. San Salvatore Selagius. Zinic porta il pallone in zona offensiva, lo porge poi all'indirizzo di Santarelli, arriva il blocco di Alice Richter, la palla fuori, creato lo spazio per il tiro da 3 di Fumagalli che però sbaglia, rimbalzo lungo controllato dalla Corte e poi Lussu che rischia la palla persa, va via in mezzo a 2, su di lei c'è il ritorno difensivo da parte della stessa Fumagalli che aveva in precedenza sbagliato il tiro da 3 punti. L'ultimo tocco secondo gli arbitri è proprio di Anna Lussu e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore dell'Ecodent Point Alpo. 5 minuti e 22 secondi al termine del primo quarto. Rimessa dal fondo in favore della Ecodent Point. Ancora i due tecnici non hanno provveduto ad alcun cambio, tecnici che peraltro vengono convocati ora da uno dei due arbitri. Gli arbitri che ricordiamo sono Chiara Bettini di Milano e Cristina Mignogna, anche lei di Milano. Probabilmente qualche disguido relativo al cronometro che si provvede comunque a sistemare in questo momento. Coach Fabrizio Staico ancora si attarda al tavolo degli ufficiali di campo, vediamo anche dirigente del San Salvatore Gabriele Cinus nella zona delle operazioni. Finalmente sembrerebbe tutto pronto per la ripresa del gioco con Marina Zinic che ormai a fondo campo da parecchio tempo in attesa che le venga dato il pallone appunto per la ripresa del gioco. Finalmente si può tornare in campo con Santarelli che porta il pallone in zona d'attacco, accoppiata con Anna Lussu. Arriva il blocco di Zinic, cerca il corridoio sulla sinistra. Santarelli poi con un po' di sufficienza cerca di ricevere questo pallone. Fumagalli con una sola mano e arriva la palla persa da parte dell'Ecodent Point Alpo. Michela Laccorte sulla rimessa, il passaggio di ritorno da parte di Ada De Pasquale, poi Michela Laccorte giunge in zona d'attacco, chiama vicino a sé Giorgia Manfred per il blocco, ancora Michela Laccorte che cerca proprio il taglio di Manfred, bel pick and roll giocato tra le due sul lato destro, si gira bene e trova l'equilibrio per il tiro da posizione molto defilata, ma è brava ancora Giorgia Manfred a realizzare il canestro che permette al San Salvatore Selagius di portarsi sul 14-6. Qui gli arbitri vedono una spinta di Michela Laccorte ai danni di Alice Richter che cercava di sfruttare il vantaggio in termini di centimetri con la sua diretta marcatrice. C'è il fallo secondo gli arbitri, prova a spiegarsi Michela Laccorte, secondo gli arbitri c'è appunto una spinta, si riprenderà comunque con una rimessa dal fondo in favore della Ecodent Point. Ricordiamo anche quella che è la situazione relativa ai falli di squadra, 3 già spesi per il San Salvatore, 2 invece per l'Ecodent Point. Qui dopo il rimbalzo difensivo conquistato da Anna Lussu arriva il fallo di Santarelli, ancora con l'obiettivo di non far partire il contropiede del San Salvatore. Sembra questo uno dei temi tattici della gara. Evidentemente coach Nicola Soave, tecnico della Ecodent Point, teme la velocità, la rapidità in transizione delle giallonere. Qui Anna Lussu prova ad andare a prendersi la penetrazione sulla sinistra, su di lei speso ancora un fallo, il secondo consecutivo è stato speso in questo caso probabilmente dalla numero 30, nuova entrata, si tratta di Giulia Monica. Rimessa dal fondo per il San Salvatore, la Corte rimette all'indirizzo di De Pasquale, arriva il fallo in attacco, però un blocco irregolare probabilmente portato da Giorgia Manfred. Se non abbiamo visto male dovrebbe essere questo il primo fallo della sua partita. Sempre 15-6 il punteggio qui al Palaviena di Selagius, directasport.it e sardegnasport.com a regalarvi il campionato di Serie A2 femminile di basket. In campo San Salvatore Selagius ed Ecodent Point Alpo. Ecodent che sbaglia una conclusione dalla lunga distanza con la numero 9. Si trattava di Maria Zanella, anche lei nuovo ingresso in campo al pari di Giulia Monica. Qui per poco non trova la via del canestro Ana Ljubenovic, ben imbeccata sul taglio
Prova a rispondere l'Ecodent con il tiro dalla lunga distanza sbagliato. De Pasquale si fa soffiare però il rimbalzo proprio dalla stessa numero 9 Maria Zanella, e Maria Zanella che subisce anche il fallo della sua diretta avversaria. C'è un altro cambio, il terzo per coach Nicola Soave, richiamata in panchina Santarelli. Ora sul parquet c'è con il numero 6 Elena Borsetto, play guardia classe 1993, mentre in lunetta c'è, come dicevamo in precedenza, Maria Zanella, guardia classe 1992, veneta, nativa di Schio, che è un po' la patria del basket femminile in Italia. Maria Zanella, alta 1,74 m, quarta stagione per lei alla Ecodent, ha vestito tra le altre anche la maglia del Cuschieti nella stagione 2011-2012, dove ha avuto modo di essere allenata peraltro da un tecnico sardo come Beppe Caboni, che quest'anno siede sulla panchina delle Basket Girls Ancona, sempre nel campionato di Serie 2 femminile. Il tiro dalla lunga distanza rifiutato dal ferro da parte di Michela Laccorte, molto sfortunata in questo caso con la tripla mancina. Si lotta a terra, è il San Salvatore Selagius che mantiene il possesso del pallone. Qui premiata ancora la generosità del capitano Anna Lussu. Rimessa in attacco per il San Salvatore con Michela Laccorte pronta nella zona delle operazioni, esce dai blocchi e si smarca Ada De Pasquale. Il passaggio fuori per Anna Lussu. Ancora Anna Lussu, vicino a lei c'è Giorgia Manfrè in punta. Manfrè va dalle parti di Laccorte, sta scadendo il cronometro dei 24, 3 secondi, prova ad inventarsi un tiro Laccorte, tiro che non trova però neanche il ferro. Ljubenovic si avventava sul pallone vagante, però senza successo. Chiamato time out in campo sul punteggio di 14-8. Si torna a giocare al Palaviena di Selagius, 14-8 il punteggio in favore del San Salvatore, con l'Ecodent Point in attacco. La numero 6 a gestire il pallone si tratta di Elena Borsetto. Giulia Monica ora all'indirizzo di Maria Zanella, la finta e la partenza molto bene eseguita da parte della numero 11, si tratta di Alice Richter, che fa secca la sua diretta avversaria con la finta, deposita 2 punti e subisce anche il fallo della difesa con un potenziale dunque gioco da 3 punti. Le proteste di Giorgia Manfrè, che evidentemente non è convinta della chiamata arbitrale. Arriva anche la minaccia di fallo tecnico da parte degli arbitri. È Alice Richter che sbaglia il libero aggiuntivo, ma il rimbalzo lungo è controllato da Giulia Monica. Allora Ecodent che può rimanere in zona d'attacco con il blocco portato da Marina Zinic. Qui forse un passo di troppo da parte di Monica, che riesce comunque a scaricare dall'altra parte, dove è sfortunata col tiro da 3 punti Elena Borsetto. Dall'altra parte invece Giorgia Manfrè corre a tutta velocità, non trova lo spazio per il tiro, si torna fuori allora con calma da Anna Lussu. Il tiro da 3 frontale di Ljubenovic, ancora molto sfortunata la giocatrice slovena. C'era lo spazio per il tiro, ha fatto bene a prenderlo la giocatrice slovena, che è stata però sfortunata. Dall'altra parte troppo davvero spazio per Giulia Monica, che non si fa pregare e permette all'Ecodent di tornare sul -1, 14-13 ora il punteggio in favore del San Salvatore, quando mancano 2 minuti e spiccioli al termine del primo quarto. Coach Fabrizio Staico prepara un cambio, è già pronta sul cubo Giulia Ridolfi. Anna Lussu con 4 secondi allo scadere del cronometro dei 24 sbaglia, non riesce a controllare il rimbalzo De Pasquale, ma lotta ancora con vigore, strappa via la palla Ana Ljubenovic. Altro attacco in favore delle giallonere con Ada De Pasquale accoppiata in questo caso con Zanella. Si va sul lato dove c'è Anna Lussu, qui sportellate tra Borsetto e Ljubenovic, fallo di Elena Borsetto speso dunque sulla ricezione in post da parte di Ana Ljubenovic. Il cambio eseguito da coach Fabrizio Staico sul parquet, c'è Giulia Ridolfi, esce con il numero 15 invece Giorgia Manfrè, protagonista di un buon ingresso direi in questa prima fase appunto della gara. Siamo in grado intanto, mentre Ana Ljubenovic sbaglia il primo dei 2 liberi a sua disposizione, diciamo siamo in grado di fornirvi le statistiche relative fino a questo momento, ovviamente ai 8 minuti e 30 anzi giocati. Fino a questo momento miglior marcatrice della partita per il San Salvatore è Ana Ljubenovic a quota 6, per l'Ecodent Point Alpo invece Maria Zanella
a quota 4, attacca spalle a canestro Alice Richter, sotto si va da Elena Borsetto, le strappa via il pallone con la solita generosità Anna Lussu, e qui mi sento di criticare questa chiamata arbitrale, mi sembrava evidente il fallo antisportivo speso su Anna Lussu, cinturata da dietro mentre andava via in contropiede. Coach Fabrizio Staico si lamenta, non arriva la chiamata di fallo antisportivo, semplice fallo che comunque manda in lunetta Anna Lussu. Importanti segnali difensivi da parte del San Salvatore Selargius, con il pallone, un altro strappato via con vigore da Anna Lussu, che però ha sbagliato il primo libero. 1 su 2 per lei, 16-13, riesce a ristabilire un cuscinetto di 3 punti di vantaggio il San Salvatore. Monica ha servito la nuova entrata in campo con la maglia numero 5, Susanna Toffali. La partenza di Borsetto che prova a prendere la linea di fondo, lo scarico ancora per Toffali, il suo tiro dalla lunga è sbagliato, tocca solamente a rimbalzo Zinic, allora può ripartire il San Salvatore con l'arresto, la finta, la partenza da parte di De Pasquale che prende il centro dell'area e in sottomano va a segnare altri 2 punti. Fischio arbitrale, 49 secondi al termine del primo quarto, sussulto del San Salvatore Selargius che riallunga ora sul più 5, 18-13 il punteggio, l'uscita dai blocchi, la finta e la partenza anche di Monica, grande azione qui da parte di Giulia Monica, bellissima partenza in palleggio, va dentro, tiene il contatto, segna con il fallo Giulia Monica, giocatrice di assoluto spessore per il campionato di Serie A2 femminile, che andrà in lunetta per cercare di completare il gioco da 3 punti. Dicevamo Giulia Monica, playmaker classe 1987, nativa di Parma, cresciuta nel Cavezzo dove ha giocato anche in Serie A1. È quarta stagione anche per lei all'Ecodent Alpo. Ha realizzato Giulia Monica il tiro libero aggiuntivo. San Salvatore in attacco, 30 secondi al termine del primo quarto, c'è spazio per il tiro di De Pasquale che però manda la sua conclusione sul secondo ferro, rimbalzo controllato dalla Ecodent che però non potrà andare fino al termine del quarto, infatti c'è discrepanza fra il cronometro della partita e quello dei 24, qui al limite dell'infrazione di passi la numero 14 Zanardelli, anche lei mandata in campo da coach Nicola Soave che ha dato fondo a tutta la sua panchina praticamente nel corso del primo quarto. Qui 3 secondi, 2, non trova la via del canestro l'Ecodent Point, e poi la preghiera mandata per aria da Michela Lacorte che non trova nemmeno il ferro. Il primo quarto termina con il San Salvatore Selargius avanti sull'Ecodent Point Alpo col punteggio di 18-16. Secondo quarto di San Salvatore Selargius, Ecodent Point Alpo. La formazione ospite a gestire il primo possesso di questo secondo periodo, Giulia Monica fuori da Toffali, ora Borsetto che indietreggia in palleggio, Zinic sempre fuori dall'arco, poi pescato bene il taglio da parte di Borsetto che però non riesce a trovare la forza per concludere a canestro. Il tiro da 3 ora da parte di Giulia Monica, rimbalza 2 volte sul ferro e poi esce, ma c'è al rimbalzo ancora troneggiante Marina Zinic che fa valere il fisico, qui mismatch con Giulia Ridolfi, differenza di centimetri e chili tra le due che paga per l'Ecodent Point ed è il canestro che vale il pareggio, 18-18 qui al Palavienna. Michela Lacorte, Ridolfi gira bene qui il pallone nell'attacco del San Salvatore, creato un buon tiro che Ana Ljubenovic manda a segno dall'angolo, nuovo vantaggio San Salvatore sul 20-18. Qui la linea di fondo presa da Borsetto, trova fuori lo scarico in direzione di Toffali, il cambio di mano da parte di Toffali, si torna in punta da Giulia Monica, accoppiata con Lacorte, ricezione profonda ancora di Zinic che in questa circostanza sbaglia, ma è evidente l'intenzione da parte di coach Nicola Soave di cercare di dare palla il più possibile alla sua lunga, ricordiamo di nazionalità bosniaca, giovane, classe 1992, ma già un elemento di interesse anche per ciò che riguarda la sua nazionale, in particolare quella bosniaca. 8 minuti e 48 all'intervallo lungo, davanti c'è il San Salvatore Selargius col punteggio di 20-18, partita che è assolutamente equilibrata in questa fase. San Salvatore Selargius è
Ecodent Point, che dividono anche la posizione in classifica. Entrambe infatti sono a quota 12, assieme peraltro ad altre formazioni come Marghera, Pordenone e Fassi Albino. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Giulia Monica fuori da Toffali, poi Zanardelli, qui il passaggio consegnato, il tiro, l'arresto e tiro vincente realizzato da Susanna Toffali. Primo canestro della partita di Susanna Toffali, nuovamente in parità allora il punteggio qui al Palaviena di Selagius, 20-20 con Michela Laccorte che fa circolare il pallone, la partenza, poi l'arresto e tiro da parte di Ana Ljubenovic. Può attaccare lontano da canestro Marina Zinic, infatti se da una parte ovviamente Zinic può sfruttare i suoi chili e centimetri, dall'altra parte Ljubenovic può sfruttare la sua maggior mobilità attaccando la diretta avversaria anche lontano da canestro. Ne ha assolutamente le capacità la giocatrice slovena in maglia giallonera numero 4. Circola il pallone sul perimetro per l'Ecodent Point, l'arresto, il passo, il tiro, alzando la parabola da parte di Giulia Monica, molto brava anche in questo caso, talento offensivo importante per lei, che realizza il primissimo vantaggio della partita per l'Ecodent sul punteggio di 22-20. Vediamo come risponde il San Salvatore, che ora si affida a Michela Laccorta e poi ad Ada De Pasquale, che prova a prendere il centro dell'area con la mano sinistra, si getta a terra per cercare di salvare un pallone che stava per perdere. Nel frattempo scade il cronometro dei 24 secondi, difficoltà per le ragazze di coach Fabrizio Staico nel trovare uno sbocco offensivo. Esulta la panchina invece della formazione dell'Ecodent per la buona difesa nell'ultima circostanza, e ora prova a capitalizzare questo recupero la formazione veneta, ancora con Marina Zinic, la finta lontano da canestro, prova a portare ancora Ljubenovic, spalle a canestro, qui Zanardelli servita in quasi a ridosso della linea di fondo, non riesce però a mantenere il pallone in campo, palla persa dalla Ecodent con coach Nicola Soave, che provvede a un cambio, richiamata in panchina Marina Zinic, sul parquet torna con il numero 11 Alice Richter, giocatrice che nel suo passato vanta anche un'esperienza nel campionato di Serie A1 a Lucca. Qui si dispera coach Soave, c'è stato un cambio di decisione da parte degli arbitri, l'ultimo tocco dopo una incertezza iniziale è stato attribuito ad Ada De Pasquale, dunque la rimessa in attacco è ancora appannaggio della formazione ospite, che rimette in gioco con Elena Borsetto, qui Monica che deve divincolarsi contro la pressione di Anna Lussu, che riesce a uscire quasi indenne dal blocco, lo scarico in angolo per Borsetto, il suo tiro è un airball ma a rimbalzo Zanardelli è più lesta di tutti e realizza il canestro del +4, Ecodent 24-20 il punteggio. Non un grande inizio di secondo quarto da parte del San Salvatore, tra palle perse e canestri subiti, soprattutto dopo rimbalzi offensivi concessi alla formazione ospite. Qui lavora dal palleggio Ada De Pasquale, fuori c'è Anna Lussu, prova a sfidare dal palleggio Giulia Monica, un po' in difficoltà Anna Lussu, scade ancora il cronometro dei 24 secondi e cade ancora una volta il San Salvatore nella trappola difensiva della Ecodent. Palla persa ancora per la formazione di coach Fabrizio Staico, un po' in difficoltà adesso coach Fabrizio Staico, che però decide di non chiamare ancora time out, vuole vedere come le sue ragazze riescono a cavarsela in questo momento di difficoltà. Intanto c'è l'errore col piazzato da parte di Giulia Monica e ancora un fallo speso quando il San Salvatore cercava di imbastire il contropiede, in questo caso fallo speso su Michela Laccorte. 6 minuti e 24 all'intervallo lungo, +4 Ecodent Point qui al Palaviena di Selargius, 1-1 il conto dei falli. Entrambe le squadre dunque sono lontane dal bonus, chiamato lo schema corner da parte di Laccorte, riceve fuori dall'arco Ada De Pasquale, controllata da Toffali, ora in angolo il pallone per Lussu, sembrano chiusi anche in questo caso tutti i varchi per il San Salvatore. Michela Laccorte con 7 secondi sul cronometro deve trovare rapidamente una soluzione, non riesce a trovarla anche perché Alice Richter le soffia il pallone e altri segnali non proprio confortanti dall'attacco del San Salvatore Selagius. Coach Fabrizio Staico ha visto abbastanza e decide di chiamare un time out.
Momento di difficoltà per il San Salvatore Selargius, prova a risolvere chiamando time out coach Fabrizio Staico. Vedremo quale sarà allora la reazione delle giocatrici giallonere, che ora però devono difendersi dall'attacco della Ecodent, che si affida ancora a Giulia Monica, miglior marcatrice per la sua squadra con 8 punti, 7 secondi ancora per concludere l'attacco in casa Ecodent. Questo tiro difficile concesso a Richter, che però è brava a mandarlo a segno. 26-20, nuovo massimo vantaggio della partita per la Ecodent quando mancano 5 minuti e mezzo al termine del secondo quarto. Dal palleggio Michela Lacorte prova a cercare un varco, lo scarico all'ultimo momento sul quale mette una mano Elena Borsetto, si cerca un passaggio, un lob a cercare Anna Ljubenovic, che però termina sul ferro. Qui l'anticipo ancora con grande spirito di sacrificio in difesa da parte di Ada De Pasquale, che ferma il contropiede della Ecodent. 5 minuti e 12 ora al termine del secondo quarto. San Salvatore che non è riuscita, almeno stando a quanto visto nell'ultimo attacco, a risolvere i suoi problemi in zona offensiva. Ora deve cercare di limitare il più possibile i danni in difesa con Alice Richter, che prova a divincolarsi dalla pressione di Ljubenovic, sbaglia il tiro, Tonnara a rimbalzo, finisce a terra Ridolfi che strappa via il pallone. Può ripartire allora l'azione del San Salvatore ancora con il playmaker titolare Michela Lacorte, fuori da Ada De Pasquale, prova a smarcarsi ed esce dai blocchi in questo momento Anna Lussu, non riceve però il pallone, palla ferma per troppi secondi in casa San Salvatore. Ada De Pasquale decide di mettersi in proprio, non c'era lo spazio per la penetrazione, infatti il suo tentativo non va a buon fine. Altra palla persa e poi fallo di frustrazione commesso da Ada De Pasquale dopo la palla persa. Vedremo quale sarà la paletta alzata dagli ufficiali di campo. È già purtroppo il terzo fallo da parte di Ada De Pasquale. Questa è una tegola importante per coach Fabrizio Staico, che la richiama in panchina e rispedisce invece sul parquet Giorgia Manfrea. Applausi per Ada De Pasquale, fino a questo momento realizzatrice di 4 punti, 2 su 2 da 2, 0 su 2 da 3 per lei. Attacca l'Ecodent con Borsetto, Giulia Monica accoppiata con Ridolfi, si torna in punta da Toffali e poi ancora da Borsetto, si propone Richter che non riceve, va vicino a Borsetto per il blocco, Borsetto però fa tutto da sola, molto brava nell'uno contro uno Elena Borsetto, con la finta a sbilanciare la sua marcatrice, poi a depositare a canestro altri 2 punti, 28-20, e prova allora a scappare via la Ecodent Point. Lo abbiamo detto in fase di presentazione della partita con Pat Marcello, formazione abituata a vincere in trasferta. Qui intanto 3 secondi offensivi da parte di Giorgia Manfre, dicevamo Ecodent Point, formazione abituata a vincere in trasferta, 6 vittorie fino a questo momento in campionato, di cui 4 colte in trasferta, solo 2 in casa. Dunque squadra anche di personalità, quella di Nicola Soave, che si esprime meglio lontano da casa e si è espressa bene anche in Sardegna nel corso di questa stagione, vincendo nettamente nella seconda giornata di campionato contro la Virtus Cagliari. Il tiro da 3 qui di Toffali è però cortissimo, ne esce stavolta senza danni il San Salvatore Selargius, che ha già commesso 3 falli, sempre uno invece per l'Ecodent Point. 3 minuti e 38 al termine del secondo quarto, il pick and roll giocato tra Lacorte e Manfre, è chiuso però il varco per il passaggio. Qui cerca un angolo di passaggio Lussu per Ljubenovic, che riceve, prova a lavorare e a pescare poi il taglio ottimo da parte di Michela Lacorte, che però non trova nemmeno in questo caso la via del canestro, prova a spendere un fallo Anna Lussu, non ci riesce, va dritta fino al canestro Toffali, rimbalzo d'attacco dopo l'errore, ma arriva un altro errore da sottomisura con protagonista la numero 14 Zanardelli, cerca la ricezione profonda Manfre, che viene però ignorata dalle compagne, taglia dentro Ljubenovic, la palla ancora sul perimetro dove c'è Michela Lacorte, fuori il piazzato dall'angolo, Manfre spaglia, rimbalzo di Richter e ancora l'attacco del San Salvatore che non riesce a sbloccarsi. 20-28 il punteggio. Il tiro da 3 di Monica a segno, attenzione perché l'Ecodent Point fa le prove tecniche di fuga ora sul più 11, 31-20, difficoltà davvero
che sembrano insormontabili nell'attacco del San Salvatore, che proprio non riesce a sbloccarsi. Merito anche della difesa arrembante della Ecodent in questa fase della partita. Qui 5 secondi, ancora costruito poco dall'attacco del San Salvatore, che prova a pescare il jolly da 3 con Michela Laccorte, il pallone che scavalca completamente il ferro e viene controllato poi da Elena Borsetto in punta. Poi Monica ha servito Alice Richter, accoppiata con Manfrè, prova a portarle via il pallone Ridolfi, lo scarico è all'indirizzo di Zanardelli, ne viene fuori Ridolfi e poi Lussu, qui contropiede 3 contro 0 con Michela Laccorte che segna, e finalmente il San Salvatore riesce a sbloccarsi dopo una lunghissima fase di sterilità offensiva, persa però dall'altra parte Toffali, che se ne va quasi in solitaria a cercare il terzo tempo dall'altra parte del campo. Fermata fallosamente Susanna Toffali e doppio cambio per coach Nicola Soave. Richiamata in panchina Zanardelli, torna sul parquet Fumagalli, c'è pronta sul cubo dei cambi anche la numero 9 Maria Zanella, che presumibilmente entrerà al posto della giocatrice che è in lunetta, appunto Susanna Toffali, che ha realizzato il primo dei 2 liberi a sua disposizione, portando dunque il margine di vantaggio della Econet nell'ordine delle 10 lunghezze, diventate ora 11, 33 a 22. Eseguito ora il cambio, esce Toffali, entra Zanella con la maglia numero 9, che va subito a prendere in consegna Michela Laccorte. Porta palla in attacco in questa circostanza invece Anna Lussu, il passaggio per Michela Laccorte, cercato il post di Manfrè contro Fumagalli, bel passo d'incrocio da parte di Manfrè, che voleva anche un fallo, non è riuscita a trovare il canestro la giocatrice in maglia numero 15 del San Salvatore. Qui guarda il canestro, ha lo spazio per il tiro, Fumagalli sbaglia, altro rimbalzo però concesso dal San Salvatore con Alice Richter che si avventa sulla sfera. Giulia Monica gioca il pick and roll con Fumagalli, qui bello l'anticipo di Manfrè, punita però dalla chiamata arbitrale, fallo di Manfrè, dovrebbe essere anche per lei il terzo fallo della partita se non ricordo male. Chiamato subito un cambio da parte di coach Fabrizio Staico, che richiama in panchina proprio Giorgia Manfrè, addirittura quarto fallo da parte di Giorgia Manfrè, che difficilmente vedremo in campo almeno nei prossimi minuti di partita, compreso anche il terzo quarto. Giorgia Manfrè che torna in panchina, ancora qualcosa da dire all'indirizzo dei 2 arbitri, ed entra al suo posto la numero 7 Francesca Mura. In lunetta c'è Fumagalli, Marina Fumagalli, che realizza il secondo libero, portando il parziale sul 35 a 22. San Salvatore in attacco ora con il blocco di Ridolfi per Anna Lussu, a lavorare dal palleggio, il ribaltamento di lato per Laccorte, non ha lo spazio per il tiro, allora si torna in punta da Ljubenovic e poi da Mura, qui mosso nettamente il perno prima del palleggio. Evidente l'infrazione di passi da parte della nuova entrata in casa San Salvatore Selargius, e altra palla persa quando siamo arrivati a 47 secondi dallo scadere del secondo quarto. Alpo in attacco con Borsetto, il blocco di Fumagalli, il pallone all'indirizzo di Zanella e poi Zinic che prova a mettere palla per terra, si finisce a lottare con la stessa Zinic e Michela Laccorte, chiamata la palla contesa, e la freccia che premia il San Salvatore Selargius. 33 secondi al termine del secondo quarto, deve cercare per quanto possibile di chiudere il primo tempo con un trend positivo la formazione selargina, che davvero ha trovato enormi difficoltà in zona d'attacco nel corso di questo secondo periodo. Anna Lussu, 10 secondi per concludere l'azione, arriva ora il blocco di Ljubenovic, servita con un passaggio da Anna Lussu, si torna fuori dalla corte che ha lo spazio per il tiro da 3 bevuto dal ferro. Michela Laccorte finalmente trova la misura dalla lunga distanza, 25 a 35, risponde Zanella dall'arco, è sfortunata Maria Zanella, e allora il secondo quarto si conclude con il più 10 Ecodent Point Alpo qui al Palavienna sul San Salvatore Selargius, punteggio di 35 a 25 in favore della formazione ospite.
Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Inizia il terzo quarto di San Salvatore Selagius Ecodent Point Alpo, 12ª giornata del campionato di Serie A2 femminile, girone A. Il primo pallone del terzo quarto è stato toccato dalla giocatrice che è anche la miglior realizzatrice a questo punto della gara con 11 punti. Parliamo di Giulia Monica, 2 su 3 da 2, 2 su 3 da 3 e 1 su 1 ai liberi per lei, che ha conquistato anche un rimbalzo. Dall'altra parte la miglior realizzatrice è Ana Ljubenovic a quota 7, 1 su 4 da 2, 2 su 3 da 3 per lei. Intanto riepiloghiamo i quintetti. San Salvatore in campo con Ana Ljubenovic, Ada De Pasquale, Michela Laccorte, Giulia Ridolfi e Anna Lussu. Per l'Ecodent Point Alpo Santarelli, che ha sbagliato anche questo libero assieme a lei, Giulia Monica, Maria Zanella. Intanto 0 su 2 per Santarelli. Dicevamo Maria Zanella, poi Marina Zinic e la numero 11 Alice Richter. Chiamato lo schema a testa da parte di Michela Laccorte, sempre più 10 in favore della Ecodent Point, 35-25 il punteggio, con Anna Lussu che serve ancora fuori dall'arco Michela Laccorte. Vedremo se il San Salvatore avrà aggiustato la mira e non solo, soprattutto la circolazione di palla in attacco, che è latitata non poco nel corso del secondo quarto. Qui poteva starci probabilmente il fallo su Giulia Ridolfi, che non è riuscita ad andare a segno da sotto canestro. Sanzionato invece il fallo della difesa del San Salvatore, con la Ecodent che potrà rimettere nella propria metà campo con Santarelli. Intanto altro cambio, esce De Pasquale, gravata, lo ricordiamo, di 3 falli, 4 sono invece quelli di Giorgia Manfrè, e sul parquet torna Francesca Mura con la canotta numero 7. Manovra in attacco l'Ecodent Point con Santarelli, la palla fuori per Zinic, accoppiata come sempre con Ljubenovic, il tiro frontale mandato per aria realizzato da Alice Richter, brava da sotto ma anche da fuori, mano morbida per lei che permette alla Ecodent di portarsi sul più 12, 37-25. Il blocco di Ljubenovic che poi si apre, la partenza in palleggio, il pallone ancora fuori per la corte, battezzata stranamente al tiro da 3. La sua conclusione però si infrange sul secondo ferro. È già ripartita Monica, dentro per Richter che però si divora una ghiottissima occasione, va poi a stendere Ana Ljubenovic con il fallo. Problemi di falli probabilmente anche per Richter, che viene richiamata in panchina, e sì, è il suo quarto fallo della partita sul parquet. Dunque torna Marina Fumagalli. 8 minuti e 31 secondi al termine del terzo quarto, 37-25. Ecodent Alpo saldamente avanti qui al Palaviena di Selagius. Directasport.it e sardegnasport.com come sempre a raccontarvi il basket di Serie A2. Qui la pressione sul palleggio di Anna Lussu da parte di Santarelli per poco non propiziava un altro pallone recuperato in casa Ecodent. L'ultimo tocco è stato proprio di Santarelli, e San Salvatore che può rimettere in attacco. Ancora difficoltà però per la corte, stavolta contro Monica. Si torna fuori da Ljubenovic, 5 secondi per il tiro, si deve inventare qualcosa Ljubenovic, che era riuscita a far secca la sua avversaria con la finta, il passo d'incrocio. L'errore però con il tiro che è troppo corto. Ljubenovic che poi va a sporcare anche questa linea di passaggio, vuole
alzare l'intensità, vuole alzare il volume della radio, come si dice in questi casi, Ana Ljubenovic, per cercare di dare uno scossone alle sue compagne sotto di 12 lunghezze, lo ricordiamo, sul 37-25, mentre Monica riesce a dare fuori all'indirizzo di Zanella. In punta c'è Fumagalli, accoppiata con Ridolfi, prende il corridoio sulla sinistra, stretta in una morsa tra Ridolfi e Francesca Mura, arriva il fallo commesso proprio da Mura, è rimessa dal fondo in favore della Ecodent. Primo fallo della partita di Francesca Mura, 14 invece i secondi che avrà a disposizione l'Ecodent Alpo per concludere la propria azione offensiva. Santarelli si incarica della rimessa in gioco, pallone fuori per Zanella e poi per Fumagalli, si propone intanto e fa sportellate per cercare di prendere posizioni nel post Zinic, ma difende bene su di lei Ljubenovic, qui palla in mezzo alle gambe per Monica, stavolta difende bene la Corte, però Monica per poco non pesca il jolly col tiro in allontanamento e viene fuori senza danni il San Salvatore, che ora gestisce in zona offensiva con Michela Laccorte. Il pallone che rimane fermo ancora per tanti secondi, ora sono 11 per concludere l'attacco in casa San Salvatore. Ana Ljubenovic accoppiata in post contro Zinic, preferisce tornare fuori dalla Corte che non sa bene cosa fare del pallone, prova ad andare dentro in penetrazione, c'era però probabilmente un fallo ai suoi danni, toccata sul polso al momento del tiro Michela Laccorte, non sono dello stesso avviso i due arbitri, e Ecodent che dunque non subisce nemmeno in questo caso canestro. 25 soltanto i punti realizzati dal San Salvatore, sono pochi direi quando siamo giunti quasi a metà del terzo quarto. Lavora sui blocchi Santarelli, poi tenta lo scarico all'ultimo momento per Zinic, lotta Mura e riesce a recuperare questo pallone. Lussu in contropiede solitario, decide però saggiamente di arrestarsi, la palla per Ridolfi, nemmeno qui arriva il fischio arbitrale. Predica calma coach Fabrizio Staico in panchina, un po' di frenesia probabilmente nella gestione di questi possessi. Il piazzato di Marina Zinic a concludere questa fase abbastanza convulsa della partita. 2 punti per il più 14 Ecodent Point, 39-25. Michela Laccorte osserva il piazzamento delle compagne, parte in palleggio accoppiata sempre con Santarelli, poi il cambio difensivo sul blocco, la palla ora è per Mura che cerca un varco sulla destra ed è sfortunata purtroppo Francesca Mura che sbaglia, e poi Michela Laccorte che va a spendere il fallo su Monica per evitare che l'Ecodent vada a segno con un altro canestro facile in contropiede. Quarto fallo di squadra da parte del San Salvatore, terzo personale invece di Michela Laccorte. Applaude Gabriele Cinus in panchina, silenzio del Palavienna, momento di difficoltà che persiste per il San Salvatore con coach Fabrizio Staico che ha qualcosa da dire all'indirizzo degli arbitri. 5 minuti e 50 al termine del terzo quarto con si trattava di Francesca Santarelli che lavora sui blocchi, la palla ancora per Santarelli che muove il perno prima di mettere palla per terra e arriva allora puntuale il fischio a sanzionare l'infrazione di passi da parte degli arbitri. San Salvatore in attacco con Michela Laccorte, chiamato ancora allo schema corna, prova a smarcarsi sui blocchi Anna Lussu che però è marcata molto bene da parte di Santarelli, poi Laccorte prova un arcobaleno appoggiandosi al vetro, il suo tiro non viene accettato nemmeno in questo caso dal ferro e nemmeno in questo caso riesce ad andare a segno il San Salvatore. 5 minuti e mezzo al termine del terzo quarto, si prepara un altro cambio in casa Ecodent Point con Borsetto che è pronta a tornare sul parquet, vedremo quale sarà la giocatrice chiamata a lasciare il campo. Giulia Monica prova a battere 1 contro 1, Laccorte però le sporca il pallone, si deve inventare un tiro Monica, il rimbalzo di tocco da parte di Ljubenovic, poi ancora Michela Laccorte chiama lo schema, ancora Michela Laccorte, esce dai blocchi Anna Lussu che riceve in questo momento, è accoppiata con Giulia Monica, arriva il blocco di Ridolfi che poi taglia dentro Lussu, fuori da Laccorte, poi si va dentro da Ridolfi che però si lascia anticipare da Monica e va poi a spendere un fallo per fermare subito il contropiede della Ecodent. 4 minuti e 52 secondi al termine del terzo quarto, doppio cambio in casa Ecodent, esce Zanella ed entra Borsetto. Entrerà forse in un secondo momento
Toffali che rimane sul cubo dei cambi. C'è intanto il primo ingresso in partita di Laura Palmas che prende il posto di Giulia Ridolfi. 2 liberi intanto per Giulia Monica, giocatrice, abbiamo detto, originaria di Schio, che arrotonda il punteggio per la Ecodent portando a 40 i punti realizzati contro i 25 del San Salvatore. Secondo libero di Monica che va ancora a segno e allunga ancora il parziale in favore della Ecodent, 41-25, ed eseguito anche il cambio che vede rientrare sul parquet Toffali. È uscita Giulia Monica, gran protagonista di questa partita, ferma ancora a 11 punti segnati, ma tanto le basta fino a questo momento della partita per essere la miglior marcatrice dell'intero incontro. È arrivato un altro errore da parte di Anna Lussu con Toffali a condurre azioni in attacco per la compagine veronese. Ora Santarelli fuori da Zinic, prende il tiro dalla lunga distanza che in ogni caso sarebbe stato da 2 punti e arriva un altro fallo, direi sistematico, ogni qualvolta Anna Lussu si lancia in contropiede. Stavolta a spenderlo è Francesca Santarelli. Altro cambio con proprio Santarelli che esce, secondo fallo di Santarelli, e entra in campo per la prima volta in questa partita Anna Rossi con la canotta bianco-blu numero 7. Riparte l'azione del San Salvatore Selargius che si affida prima ad Anna Lussu, poi a Michela Laccorte, la palla per Ljubenovic accoppiata con Zinic. Questo probabilmente è il duello chiave della partita, almeno uno sicuramente dei duelli più importanti di questa partita. Qui difficile la ricezione di Palmas che manda per aria un tiro da 3 che non trova fortuna. Si erano allacciate in precedenza a rimbalzo Ljubenovic e Zinic, entrambe finite a terra, e finalmente il canestro decide di accettare una delle conclusioni del San Salvatore, che sblocca con enorme fatica finalmente il suo tabellino. 27-41 ora il punteggio qui al Palaviena di Selargius. Directasport.it e sardegnasport.com. Il tiro dall'angolo di Toffali aperto puntualmente a segno Susanna Toffali, che ricaccia subito indietro il San Salvatore Selargius, che aveva provato timidamente a reagire con il canestro realizzato nell'ultimo attacco. Seguiamo intanto l'azione di Anna Lussu, 8 secondi per concludere l'azione da parte del San Salvatore. Arriva il fallo ai danni del capitano del San Salvatore, speso da parte della numero 15 Fumagalli, che non si capacita proprio della chiamata arbitrale. Il pallone che viene ora ricevuto dagli arbitri e poi Francesca Mura andrà a eseguire la rimessa in gioco. Riepiloghiamo allora la situazione del generale dei tabellini grazie alle statistiche fornite dalla Lega Basket femminile. 9 punti per Anna Ljubenovic con anche 7 rimbalzi, vicina dunque anche quest'oggi alla doppia la giocatrice slovena. 4 punti invece per De Pasquale, 3 per Anna Lussu, 7 per Michela Laccorte e 4 per Giorgia Manfred. Tutte le altre giocatrici del San Salvatore non sono riuscite ad andare a segno. Dall'altra parte 13 di Giulia Monica, 7 di Susanna Toffali, 6 a testa per Richter e Zinic, con Richter che ha conquistato anche 6 rimbalzi, poi 4 di Fumagalli, 2 di Zanardelli e 2 anche per Elena Borsetto. Qui il tiro di Ljubenovic, sfortunata anche in questo caso, però recupera il pallone Ljubenovic, tunnel di stampo calcistico quasi involontario ovviamente all'indirizzo di Francesca Mura, ed è probabilmente questa la fotografia della partita del San Salvatore Selargius. Probabilmente non brillante quest'oggi, ma nemmeno fortunato. Quando mancano 2 minuti e 45 secondi al termine del terzo quarto, riepiloghiamo il punteggio, 43-27 in favore della Ecodent, che va a segno direttamente dalla rimessa con Marina Fumagalli. 45-27, margine di vantaggio che ora diventa davvero un problema per il San Salvatore, che peraltro non sta riuscendo a dare segnali in
questo terzo quarto, così come non ne aveva dati assolutamente nel corso del secondo. Qui un altro tiro alla disperata allo scadere dei 24 secondi, brutto attacco ancora per il San Salvatore. Anna Lussu recupera però la sfera, contropiede, 2 contro 2, recupera poi la difesa della Ecodent, si prende un tiro difficile, direi, vista la situazione di contropiede. Anna Lussu che poi viene atterrata dal fallo di Anna Rossi, primo fallo della partita di Anna Rossi. Preparato un altro cambio con Zanardelli che prenderà il posto di Marina Zinic, che va a prendersi un po' di meritato riposo in panchina. Anna Lussu che potrà andare in lunetta. Questo era il quinto fallo di squadra da parte della Ecodent. Dunque dalla lunetta potrà andare a tirare il capitano di casa San Salvatore, bandiera di questa squadra, di questa società, giocatrice classe 1985, alta 1,63 m, ha realizzato il primo dei 2 liberi a sua disposizione. 2 su 2 per lei, punteggio che dunque diventa di 45-29, sempre ovviamente in favore della Ecodent Alpo, che ora manovra in attacco con Toffali, su di lei ringhia Lussu, finisce per terra Palmas, il ribaltamento di lato con Borsetto che commette infrazione di passi in questo caso, viene però perdonata dagli arbitri. Palla dentro per Zanardelli, bel gioco a 2 tra Borsetto e Zanardelli, trovati altri 2 punti facili, e a fronte delle evidenti difficoltà offensive del San Salvatore bisogna dire che la Ecodent ci è parsa anche quest'oggi con pagine davvero molto organizzate e ben allenata dal suo tecnico Nicola Soave. Qui trova un canestro di pura voglia, di pura grinta Anna Lussu, non con una azione costruita, ma l'importante direi a questo punto della partita è smuovere il tabellino per il San Salvatore Selagius. Stiamo entrando intanto nell'ultimo minuto del terzo quarto con il fallo speso ai danni di Borsetto quando mancavano 7 secondi al termine del cronometro dei 24, fallo che manderà in lunetta ancora Elena Borsetto, giocatrice classe 1993, nativa di Dolo, località famosa in Sardegna per aver dato i natali all'ex capitano della Dinamo Sassari Manuel Vanuzzo. 2 su 2 per Elena Borsetto, 49-31 più 18. Ecodent Alpo assolutamente in controllo della partita fino a questo momento. Michela Laccorte chiama vicino a sé per il blocco Laura Palmas, cerca lo spazio per andare dentro, un tiro difficile, c'era probabilmente anche in questo caso un contatto non esattamente regolare su Michela Laccorte. Mostrano quantomeno un po' di coerenza gli arbitri, perché dall'altra parte Laura Palmas con lo stesso metro era andata a cercare di infastidire la penetrazione della sua avversaria, nemmeno in questo caso arriva il fischio arbitrale. San Salvatore che rimette sulla pressione della Ecodent Alpo, che allunga dunque la difesa per cercare di mettere ulteriormente in difficoltà il San Salvatore. Fischio intanto lontano dalla palla ed è un fallo della difesa probabilmente, anzi dell'attacco. Fischiato un fallo in attacco al San Salvatore, che veramente non riesce a trovare il bandolo della matassa in zona offensiva. 31 i punti segnati quando mancano 23 secondi al termine del terzo quarto, con il palleggio di Anna Rossi che ferma il pallone e poi lo porge a Fumagalli, poi Toffali, l'azione ancora di Anna Rossi, lo scarico in angolo, creato lo spazio per un altro tiro ben costruito che Borsetto manda a bersaglio dall'angolo. Tiri ad alta percentuali ben costruiti dall'attacco della Ecodent, con degli attacchi assolutamente ben ragionati. Rinnoviamo i complimenti alla formazione veronese e al suo tecnico. 52-31 il punteggio in favore dunque della formazione ospite quando siamo giunti al termine del terzo quarto. Più 21 Ecodent Point Alpo quando siamo giunti a 10 minuti dal termine di questa sfida valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A2 femminile girone A. Le giocatrici ospiti sono in assoluto controllo del match, con il San Salvatore che
ha trovato enormi difficoltà in zona offensiva. Attacca ancora la Ecodent con il tiro sbagliato da parte di Zanardelli, rimbalzo di energia conquistato da Laura Palmas e riparte l'azione di Anna Lussu. Ultimi disperati assalti del San Salvatore, che lo ricordiamo deve recuperare ben 21 lunghezze di svantaggio nel corso di questo ultimo quarto. Qui piazzato dall'angolo per Ljubenovic, ancora sbagliato. Si rimane dunque sul 52-31 in favore della Ecodent Point, con Anna Rossi in punta. Il pallone ora per Zanardelli, che prende la penetrazione con la mano sinistra. In ritardo la difesa di Laura Palmas e il fallo segnalato dagli arbitri, fallo che manderà in lunetta Zanardelli giocatrice classe 1998, giovanissima, nativa di Brescia, 1,80 m, seconda stagione alla Ecodent Alpo per lei, che in precedenza aveva giocato anche a Bergamo. Ancora un libero per Zanardelli, mandato a segno e punteggio che dunque diventa di 54-31 in favore della Ecodent, con Michela Laccorte e poi Laura Palmas. Il pallone fuori per Anna Lussu, attende che arrivi il blocco di Ana Ljubenovic, pallone dentro dopo il taglio sempre della giocatrice slovena. Arriva un fallo da parte della difesa che manderà in lunetta, anzi no, si tratterà di una semplice rimessa dal fondo in favore del San Salvatore Selargius. Rimessa eseguita da Francesca Mura, quest'oggi tanti minuti per lei. Qui Toffali con le cattive cercava di impedire lo smarcamento di Michela Laccorte. Fallo subito dalla playmaker del San Salvatore Selargius, che riceve ancora il pallone dopo la rimessa eseguita da Mura. Lussu dal palleggio, Anna Ljubenovic guarda il canestro, sceglie di tirare, sbaglia, rimbalzo toccato da Santarelli, controllato da Zanardelli, poi recupero perfezionato in terza battuta da Anna Rossi, che poi ferma il palleggio, attende Santarelli, accoppiata ancora con Mura, che prova ad alzare il livello dell'energia in difesa, però subisce ancora una penetrazione la difesa del San Salvatore. Altro fallo che dovrebbe essere di Francesca Mura. Questa volta ci sono due liberi, mentre è pronta a entrare sul parquet la numero 10 in casa Ecodent Alpo, Sofia Bottazzi. Primo ingresso nella sua partita, esce Susanna Toffali e cambio anche per coach Fabrizio Staico, che tenta la carta Ada De Pasquale, che rileva Michela Laccorte, si allaccia il caschetto rosso voluminoso e anche vistoso Ada De Pasquale, mentre Santarelli ha mandato a segno il primo dei due liberi che avrà a disposizione. 2 su 2 per Santarelli, 56-31, è partita che ormai sembra ampiamente compromessa e irrecuperabile per il San Salvatore Selargius. Servirebbe davvero un miracolo alle ragazze di coach Fabrizio Staico, che si vedrebbero dunque superare in classifica proprio dalla Ecodent. Ricordiamo che le due formazioni arrivavano a questa sfida a pari punti, a quota 12, ma con la Ecodent, che è molto abituata, l'abbiamo detto, a vincere in trasferta. Questo sarebbe il quinto successo in trasferta in questa stagione, su 7 successi peraltro complessivi in questo campionato di Serie A2 femminile. Anna Rossi fuori in punta, Santarelli, poi la nuova entrata Bottazzi, la palla persa però dalla Ecodent grazie anche al lavoro difensivo di Laura Palmas. Poi Ada De Pasquale, c'è il taglio con Laura Palmas che era liberissima, viene completamente ignorata dalle compagne, manda a segno la tripla Francesca Mura. Quel che conta che il San Salvatore sia riuscito ad andare a segno. È inspiegabile il fatto che Laura Palmas non sia stata servita almeno in due circostanze, era praticamente sola sotto canestro. Attacca intanto la Ecodent con le due numero 7 accoppiate in questa azione, Francesca Mura e Anna Rossi. Si lotta sul pallone, l'ultimo tocco è stato proprio di Anna Rossi e rimessa allora per il San Salvatore, che cerca timidamente in qualche modo di rendere meno
profondo questo divario, guarda il canestro, prende il tiro cortissimo, non da Ana Ljubenović, sicuramente questa conclusione davvero corta dall'angolo. 6 minuti e 45 secondi al termine, la penetrazione, l'errore da parte di Santarelli. Zinic però giganteggia a rimbalzo dall'alto dei suoi 190 cm, conquista un altro rimbalzo d'attacco che permette un extra possesso alla Ekoden Talpo, che però sbaglia la conclusione dalla lunga distanza. Testa bassa a tutta velocità Anna Lussu con un pallone schiacciato fortissimo, ci mette un ginocchio alla difesa della Ekoden, pallone che schizza via pericolosamente a ridosso degli ufficiali di campo. È uscita intanto Ana Ljubenović, è tornata in campo Giorgia Mafré, gravata, lo ricordiamo, di 4 falli. Mancano però ormai 6 minuti e 26 secondi al termine della partita, dunque ha ben poco da perdere coach Fabrizio Staico. Ada De Pasquale ha rimesso in gioco all'indirizzo di Anna Lussu, fa vedere fuori dai blocchi e riceve Francesca Mura accoppiata con Santarelli, la virata, il pallone ribaltato, il passaggio no look di Laura Palmas, la tripla di Ada De Pasquale con un gesto liberatorio, poi dopo il canestro mandato a segno. 37-58, l'orgoglio del San Salvatore che sta provando a venire fuori. Arresto e tiro qui intanto molto ben eseguito, direi quasi chirurgico da parte di Anna Rossi, che fissa dunque il parziale su 60-37, qui va vicinissima allo sfondamento Anna Lussu. Gli arbitri decidono di non decidere in questo caso, secondo me viene concessa una rimessa dal fondo, non c'è fallo della difesa, non c'è fallo in attacco. Qualche difficoltà sulla pressione portata dal San Salvatore, qui cerca di portare via il pallone a Zinic. Anna Lussu, secondo gli arbitri però la sua carica è irregolare, arriva un altro fischio arbitrale. Terzo fallo della partita per Anna Lussu. Coach Fabrizio Staico vuole parlare ancora con le sue giocatrici e chiama time out. 5 minuti e 43 secondi al termine della gara tra San Salvatore Selagius ed Ekoden Point Alpo, con la formazione ospite saldamente, nettamente, direi anche meritatamente avanti col punteggio di 60-37, mentre Anna Lussu porta via un altro pallone, lo porta in zona d'attacco. Bello il passaggio sul lato debole per Francesca Mura, che tagliava verso il canestro, non riesce però a concludere Francesca Mura. San Salvatore Selagius che però potrà rimanere in zona d'attacco ancora con 24 secondi per concludere l'azione. Laura Palmas ha eseguito la rimessa, pallone per Ada De Pasquale, il tiro sul primo ferro, ancora Palmas che però torna sul pallone, lo getta nuovamente via, ed Ekoden che torna dunque in zona d'attacco con Santarelli. Il pallone poi per Rossi, Bottazzi ancora per Santarelli, si propone Zanardelli in post ma non riceve. C'è invece Anna Rossi che prende la linea di fondo, aggira la difesa del San Salvatore, poi Zanardelli che segna, subisce il fallo e andrà in lunetta con il tiro libero supplementare. Zanardelli a spegnere, se mai ce ne fosse bisogno, una volta di più le speranze del San Salvatore Selagius, pratica ampiamente archiviata per la compagine veronese. Intanto coach Nicola Soave che si appresta ad altri due cambi, con Giulia Monica che prende il posto di Santarelli e poi Richter che prenderà presumibilmente il posto proprio di Zanardelli, che è pronta in lunetta a convertire il libero aggiuntivo, libero appunto convertito, ed entra proprio in questo momento Alice Richter sul punteggio di 63-37. Larghissima affermazione della Ekoden, ci si attendeva una partita certamente più equilibrata alla vigilia tra due squadre che, lo ricordiamo, fino a questo momento almeno dividono la posizione in classifica con 12 punti. Qui altra netta infrazione di passi da parte di Francesca Mura, rischia di subentrare anche un po' di frustrazione ora in casa San Salvatore. Tante teste chine in panchina. Coach Fabrizio Staico si consulta con i suoi assistenti Andrea Angozzi, Pat Marcello, per cercare di trovare un senso a questi ultimi 4 minuti e mezzo di partita. Laura Palmas recupera questo pallone, applicazione difensiva che non viene meno da parte
del San Salvatore. Questa è una buona notizia. L'errore col tiro da 3 punti di Ada De Pasquale, rimbalzo controllato da Giulia Monica che poi mantiene il pallone, lo porta in zona d'attacco, lo porge poi in direzione di Sofia Bottazzi in punta. C'è Rossi, poi ancora Rossi dopo il blocco di Zinic, bel gioco a 2 con Zinic che trova bene il corridoio per andare al tiro. Pick and roll ancora magistralmente eseguito in casa Ecodent con il pivot bosniaco che potrà usufruire di altri 2 tiri liberi per arrotondare ulteriormente il punteggio. 3 minuti e 59 al termine della gara. Silenzio qui al Palaviena di Selargius per una partita ormai ampiamente compromessa. San Salvatore che aveva giocato anche un buon primo quarto, poi nel secondo è stato vittima di una serie di amnesie più offensive forse che difensive che l'hanno lentamente fatta scivolare via da questa partita che l'Ecodent Point sta meritatamente facendo sua. 65-37 il punteggio eloquente che bene evidenzia le difficoltà della formazione di coach Fabrizio Staico nel trovare la giusta misura in attacco. Quindi puro orgoglio. Ada De Pasquale voleva un fallo, dice qualcosa all'indirizzo di uno dei 2 arbitri, fa finta di non sentire. L'attacco qui di Rossi, fuori, si va da Richter e poi tanto spazio per il tiro da 3 di Bottazzi che manda però la conclusione sul secondo ferro. Rimbalzo lungo controllato da Anna Rossi mentre si accascia a terra, un problema forse alla caviglia per Ada De Pasquale. E se c'era una cosa che bisognava assolutamente evitare in una giornata già direi molto storta erano sicuramente gli infortuni. Sfortunatissima Ada De Pasquale, problema probabilmente alla caviglia, per lei soccorsa in prima persona da coach Fabrizio Staico. Si contorce per il dolore Ada De Pasquale, davvero molto sfortunata. Poi se non bastasse il problema che la costringe a utilizzare quel caschetto rosso che avete visto nel corso della partita, per quanto possa essere diciamo poco invasivo e comunque fastidioso per una persona che ovviamente deve disputare una partita di questo livello in panchina. Ada De Pasquale con un problema alla caviglia, arriva lo spray per lei, mentre sul parquet registriamo l'ingresso della numero 14 Martina Corda. Palla in angolo per Anna Rossi che ha tanto spazio per il tiro da 3 punti, la sua parabola però non arriva nemmeno al ferro. E Anna Lussu che gestisce questo possesso in attacco per il San Salvatore. Il dai e vai molto basilare però ben eseguito in casa San Salvatore che riesce finalmente a scavalcare la quota 40 punti segnati. 65-41 ora il punteggio. 2 minuti e 48 al termine del match con Alice Richter che serve bene il taglio lungo la linea di fondo da parte di Marina Fumagalli. Altro attacco molto molto ben giocato da parte della Ecodent, davvero ottima la qualità di gioco degli attacchi soprattutto, ma anche della difesa, visto che l'avversario solo ora è riuscito a superare i 40 punti segnati da parte della Ecodent. Alpo che qualora riuscisse a migliorare il rendimento interno sarebbe formazione in grado di attaccare le primissime posizioni di questo girone A del campionato di Serie A2 femminile. 2 minuti e mezzo intanto al termine della gara con Laura Parmas che riesce in qualche modo a servire la nuova entrata Martina Corda che cerca, immaginiamo andrà a cercare anche la soddisfazione personale. Arriva intanto il canestro da 3 punti realizzato dal capitano Anna Lussu che come al solito è l'ultimissima a volersi arrendere. 44-67 con Giulia Monica che dà fuori per Zanardelli, sbagliato il tiro da 3 punti, il tocco a rimbalzo di Giulia Ridolfi che propizia poi il recupero perfezionato da Anna Lussu. Attacca ancora il canestro Anna Lussu, trova l'equilibrio per il tiro appoggiandosi alla sua diretta marcatrice. Qui 2 giocatrici addirittura si avventano sul pallone per cercare di recuperarlo e questi sono dei piccoli segnali al di là della sconfitta
che siamo sicuri coach Fabrizio Staico starà apprezzando. Palla fuori per Giulia Ridolfi, dal palleggio Ridolfi prova ad attaccare Rossi, fallo di sfondamento con il braccio esterno, brava anche Anna Rossi a prendere questo contatto, fallo di sfondamento chiamato dai due arbitri, 67-44, non cambia il punteggio ma manca sempre meno al termine di questa sfida, 1 minuto e 47 ora, con la difesa ancora allungata da parte del San Salvatore che vuole lavorare ovviamente fino alla fine. Sofia Bottazzi ha servito in punta Anna Rossi, esce fuori dai blocchi di Giulia Monica, prova ad attaccare Anna Lussu e chiude il varco Ridolfi, arriva il recupero da parte di Laura Palmas che poi va dietro la schiena e subisce il fallo di Marina Fumagalli. Va a protestare Laura Palmas, a lamentarsi probabilmente per un fallo non fischiato in precedenza anche lei, così come Anna Lussu, giocatrice con lunga esperienza qui in casa San Salvatore, e anche lei non vuole arrendersi nonostante il passivo ampiamente negativo per il San Salvatore. Selargius dal palleggio intanto gestisce questo possesso Anna Lussu, poi Corda va dentro da Ridolfi, il fallo ancora in attacco probabilmente da parte di Giulia Ridolfi, e così punito l'uso del braccio esterno da parte di Giulia Ridolfi, quinto fallo da parte di Ridolfi. Rendimento anche oggi direi piuttosto impalpabile da parte di Ridolfi. Ridolfi che dunque non è più tra le protagoniste di questa partita, 1 minuto e 10 al termine. Ecodent che cerca ormai di gestire solamente il punteggio. Anna Rossi dentro da Zanardelli, l'anticipo ancora da parte di Palmas e Lussu, con l'aiuto in questo caso del prezioso assist fornito da Anna Ljubenovic, permettono al San Salvatore di realizzare un altro canestro. Sono ora 46 punti realizzati dalla compagine Selargina, a cui prova a metterci un po' di mostarda, come si dice in questi casi, Giulia Monica con il passaggio no look. Un po' azzardato infatti arriva il recupero difensivo da parte della Ecodent, 42 secondi al termine. Direi che sia Anna Lussu che Laura Palmas stanno portando quantomeno un pizzico di orgoglio in casa San Salvatore. Vogliono assolutamente giocare fino alla fine, cercando di ricucire il più possibile il parziale negativo. Sconfitta per il San Salvatore Selargius, che dunque rimarrà a quota 12 in classifica. Nel prossimo turno sarà impegnata, lo abbiamo già ricordato, nel derby in casa della Virtus Cagliari, mentre la Ecodent sarà impegnata nel derby tutto Veneto contro la Velco Vicenza. San Salvatore che incassa dunque la 6ª sconfitta del suo campionato, 7ª vittoria invece per la Ecodent, che ora sbaglia un tiro con Monica. 15 secondi al termine, ma il San Salvatore che ha tutta l'aria di voler cercare un tiro, lo prende Corda, cercando anche la soddisfazione personale come è giusto che sia. Bottazzi in fuga dall'altra parte, manda per aria un tiro che non trova però neanche il ferro. Allora finisce qui San Salvatore Selargius sconfitto tra le mura amiche in maniera netta, anche più netta di quello che era lecito attendersi alla vigilia. Ci attendevamo una partita equilibrata, così non è stato. Ecodent Pointalpo che sbanca dunque il Palaviana con il punteggio di 67-49. Con Giulia Ridolfi commentiamo questa sconfitta del San Salvatore Selargius. Ci aspettavamo una partita equilibrata, così non è stato. A fare la differenza probabilmente sono state le vostre gravi difficoltà in attacco, soprattutto dal secondo quarto in poi forse. Più che l'attacco io posso parlare di difesa, parte da lì. Purtroppo non ci siamo state in grado di tenere neanche 2 palleggi, io in primis, e quando poi uno fa fatica a difendere, l'attacco è una conseguenza, non è una cosa scontata, purtroppo è così, e quindi se non difendi poi è duro anche attaccare. Quali sono le difficoltà che stai incontrando in questa tua avventura al San Salvatore? Cosa non sta funzionando forse?
Credimi che devo ancora capirlo, probabilmente è una questione di testa, perché qua ci sono tutte le condizioni per fare bene, c'è serenità, siamo seguite, c'è massima fiducia e sinceramente non so cosa dare la colpa se non a me stessa, ecco. Con quale spirito, ti chiedo adesso, cercherete di recuperare l'energia? Adesso probabilmente la sosta arriva al momento giusto per fare un po' quadrato, capire cosa non sta andando bene, poi c'è il derby che è sempre una partita un po' a parte nonostante le grandi difficoltà della Virtus. Sappiamo che la Virtus è una squadra nuova innanzitutto, sappiamo che troveremo sicuramente una partita molto difficile, niente, lo spirito è sempre quello che ci ha portato a vincere determinate partite in questo girone, niente, si deve ricominciare azzerando quello che di buono non c'è stato, anzi azzerando in un certo senso, perché poi si deve ripartire da lì e cercare appunto di fare quello che abbiamo fatto finora con la massima tranquillità. Bisogna trovare una continuità che non c'è, in primis per me. Con coach Fabrizio Staico tentiamo la difficile impresa di analizzare questa sconfitta netta del San Salvatore Selargius, un primo quarto equilibrato, poi cosa è successo all'improvviso? Cosa è successo? Senz'altro avevamo una squadra che atleticamente ha fatto della sua vittoria la difesa, si è visto. La nostra incapacità comunque sia di muovere la palla con una difesa che aveva un buon ritmo sui piedi, sulle gambe, sulla determinazione, sulla voglia di ottenere un risultato, cosa che poi magari da un punto di vista difensivo a noi è mancato, o perlomeno mi spiega ancora meglio, c'è qualche singolo che questi atteggiamenti cerca di tener fede, come può essere una Ljubenovic, come può essere una Lussu, però purtroppo questo sport è schiranzato, se non c'è un lavoro di staff da questo punto di vista poi la macchina non gira, di conseguenza poi anche chi ha voglia di sacrificarsi non so sino a che punto poi ne valga la pena continuare a tenere vivo un atteggiamento di questo tipo, che senz'altro richiede anche grande impegno fisico. Sto qua. Vado un po' più nello specifico sperando di non metterti in difficoltà. È inutile nasconderci che a inizio stagione c'erano grandi aspettative nelle lunghe, soprattutto Manfred e Ridolfi. Quest'oggi hanno prodotto 4 punti in 2 se non sbaglio. Come analizzi questo dato? Ti aspettavi di più innanzitutto? No, non sono 4 punti in 2, sono 0 una e 4 un'altra. Certo, come l'analizzo? Purtroppo nella formazione della nostra squadra, se dobbiamo far fede al nostro settore giovanile, forse non ci possiamo permettere una Serie A e presumo come non ce la possiamo permettere noi, penso che la stessa Alpo, le stesse realtà sia difficile, tranne un Pordenone o qualche altra che magari adesso involontariamente scordo. Che vuol dire che se certe giocatrici decidono di far questo, ci devono provare a farlo e con molta umiltà e molta onestà bisogna decidere, in primis le giocatrici e anche la stessa società decidere che se nell'economia che è stata inizio anno stabilita gli investimenti hanno prodotto qualcosa si va avanti, altrimenti bisogna fare dei bilanci. Adesso il girone di andata è finito, quindi le singole devono fare i bilanci. La società deve fare i bilanci, perché se dobbiamo far fede alla penultima partita e all'ultima partita ci sono preoccupazioni da parte mia, ce ne sono, e io mi auguro con tutto il cuore che queste preoccupazioni ci siano anche da parte di chi sta in campo, perché se la preoccupazione c'è vuol dire che ci si tiene, se la preoccupazione manca vuol dire che si vive il tempo in questi 6 mesi. D'altronde in Sardegna si sta bene, non è che si stia male, cazzo, ci sono 22 gradi oggi a dicembre, io penso che dalle loro parti se le scordi insomma il tempo, sì, perché io mi accorgo anche nell'economia tra procuratori, cosa, sai, in Sardegna è sempre bello starci, ci si affeziona, poi alla fin fine io faccio parte di uno di quei schiranzati che ama tanto questo sport e richiede tanto dalle giocatrici, parecchio. Qui c'è un ambiente talmente sereno da un punto di vista anche dei risultati, che è una piazza favolosa per chi ha voglia di riscatto, per chi ha voglia l'anno prossimo magari di avere anche vetrine diverse dalla nostra. Allora ci si imbestialisce se queste occasioni non vengono sfruttate, e se non vengono sfruttate poi alla fin fine è colpa nostra, che si richiede determinate cose forse a giocatrici che poi alla fin fine sono queste.
Quindi allora gli errori si possono commettere, si fa indietro. Io sono fiducioso di questo gruppo, ci mancherebbe altro, loro hanno ottenuto un buon bilancio, quindi voglio dare il giusto peso a questo che io sto dicendo, però è anche giusto che queste cose che io ho detto vengano analizzate con grande attenzione, con la società, con le giocatrici e niente, per il proseguo, perché tenere 1-2 qui è fondamentale per le nostre giovani e per tutto il movimento. Nicola Soave, tecnico dell'Ecodent Point Alpo, quest'oggi una bella vittoria, mi sono permesso in cronaca di elogiare la vostra difesa ma anche il vostro attacco, tutti i canestri arrivati anche dalla lunga distanza sono arrivati al termine di una circolazione offensiva davvero ben costruita, complimenti. Intanto grazie, poi sì, è arrivata tanto dalla difesa, sapevamo che dovevamo contenere Ljubenovic in primis e poi cercare di non farle correre come il loro solito. Ci siamo riusciti e da lì è nata, sapevamo di essere più fisici nella metà campo e quindi siamo stati bravi proprio a chiudere le loro scorribande solite, tiri in transizione che solitamente fanno, e in attacco finalmente siamo tornati sul nostro standard dopo la partita con Bolzano dove avevamo sofferto non poco. Siamo tornati sì con delle buone percentuali e una buona circolazione di palla. Io ho commentato l'Ecodent in questa partita, ovviamente anche in quella precedente in casa della Virtus Cagliari ho sempre visto una formazione che secondo me può attaccare anche le formazioni di vertice, l'unica pecca probabilmente è il rendimento in casa, è lì che bisogna agire in futuro. Questo infatti è quello che ho detto anche alle ragazze in spogliatoio, cioè dobbiamo avere un certo tipo di identità che ancora ci manca. In trasferta stiamo facendo benissimo perché 5 vittorie su 6 partite è molto importante. In casa abbiamo onestamente buttato via alcune partite con Marghera e con Bolzano dove non abbiamo giocato, loro l'hanno meritata, non abbiamo giocato e dobbiamo crescere lì. Crescendo lì possiamo dire la nostra con tutti, perché ci sentiamo di poterla, escluso Broni che è di un'altra categoria, però con gli altri sappiamo di poter andare in campo e fare la nostra partita. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport